Veneto tra la terra e il cielo. Per la prima volta la regione del Veneto mette in mostra tutte le sue eccellenze storiche, artistiche, naturalistiche ed enogastronomiche. Treviso diventa il palcoscenico privilegiato per conoscere l'intera regione in un fine settimana tutto da gustare. La Regione Veneto sta spingendo questa nuova iniziativa a Treviso tra terra e cielo, che non vuole essere, e tengo a precisare, una nuova ombra longa, anzi deve essere la possibilità che si dà a tanti giovani di scoprire i prodotti tipici locali, siano questi il vino e anche prodotti di altro tipo, i numerosi formaggi, salumi, radicchio che abbiamo nella nostra terra, e poter sposare questi prodotti tipici assieme a un buon bicchiere di vino, ricordando ai ragazzi che non bisogna mai esagerare ed abusare, ricordando anche la sicurezza stradale, quindi deve essere anche un messaggio positivo: non si beve quando ci si mette alla guida, e dare la possibilità a tutti i giovani di poter consumare in sicurezza, in qualità soprattutto, ma in maniera modica. Quindi una nuova iniziativa importante portata avanti dalla Regione in collaborazione con il Comune di Treviso. Veneto fra terra e cielo, questo credo sia quel significato e quel passaggio che porta da una manifestazione, diciamo, incontrollata, incontrollabile, a una manifestazione invece che porta i prodotti in piazza e quindi che fa sì che ci sia effettivamente la nostra identità in mostra per tutta la città. Cioè tutte quante le eccellenze dal punto di vista enogastronomico, e non solo quelle, che vengono celebrate di volta in volta per ogni singola provincia, cambiando quindi di anno in anno. Quindi partiamo con questo progetto pilota della Regione Veneto con la città di Treviso, e poi di anno in anno si cambierà capoluogo di provincia.